Dica. Sì. Chiudiamo. Ancora non ho finito. Così. Diamo stella. No, si è aspettato che si è aspettato. No, era così. E ora, come la dottoressa vi dici? Dita che ce l'anca. Sì, ti raccomando, chi si cilla, che appena che se ne va, finisce che non è come te la sigla, non è proprio in misa. Zitto devi stare, ti devi stare zitto. Dopo tutto quello che mi hai combinato ieri sera, non hai nessun diritto di parlare. Ma se non sapere che cosa può fare? Ma è possibile che mi faccio anche dalla lampadina? Ma come sta così? Un pesce, un baccalà, e finisce! Tu a ringraziare lo signor Zubello, che io non ci posso mettere la mano già, ora danno fuoco, ma se no tu mi ci sto a vedere io, lo pesci, un baccalaro! E un'altra cosa ancora, se le stanze stavolta non ti riconosce la pensione di invalidità, hai capito, vero? Hai capito, vero? Ma io veramente... Sì, non devi stare, qui è sempre la palla. Sì, allora duro te, devi stare zitto, muto, in silenzio e tira. E se per caso salisse a saltare e mettere in verità, povertà, a signoruzza, vi faccio vedere tutte le stelle del firmamento. Prima, addio, le mani alla vita. Hai capito? La signora, il piede qua così, nel firmamento sole mamma mia fa vedere. Hai capito? E zitto l'ho detto, zitto, muto e tira. Chiamiamolo tempo, e lo tempo la vecchia sì. E aspettato, donna Carmela. Maria, veramente non budissi. Maria, ma tu sai che io mio marito non c'è dalla destra. donna Carmela, tu ma come no? Il marito? Ma quello non parlava così. Questo sembra diverso. Quindi questo è suo marito? Un attore! Un attore! Che sta facendo la parte di uno che è gay? Ma per finta però, per finta! Stiamo recitando una commedia, la stiamo provando questa commedia. Ah sì? E qual è? Qual è? Gli ho chiesto il titolo di questa commedia. Qual è? Marito budente con mare fedente. E a lei piace recitare? Ma perché a lei non ci piace recitare? Guardi, che io non recito e neanche voglio recitare. Buona però,
presenta l'occasione, pure lei si mette a recitare la parte del Dinaucio. Non sapendo fare ognuno la parte sua, si mette a recitare la parte del Dinautro. Lei del cane non si muove. Io, a giocare! Ma vedessi? Dottoressa, il giocavole perché questo vostro non ha la testa una donna, non sei uscito. Questa è davvero pazza! Altro che invalidità, la massima l'aspetta! Ma adesso è una chiesa sempre! Non è? Non è che tu avrai rubato i soldi dell'armadio, non è? Non ti voglio qua! Li conosci questi? Ma sui butonni! Ma non fuori! Quando mi sono raccolto nell'armadio, ho visto queste mutande, mi sono piaciute, poi ho visto che facevano anche questo rumore. E me li sono mettute, e le sono quelli miei. Io avevo